La settimana della canzone italiana, il Matranga diventa il teatro di Castellammare e Don Carlo Misilmeri per vedere chi steccherà di meno, chi invece offrirà una performance per rialzarsi dopo un periodo a due facce per entrambe le squadre. Benvenuti qui appunto al Matranga di Castellammare da Gabriele Rispetta da Sport Easily.
per la gara che apre la giornata numero 24 del campionato di eccellenza. Andiamo con le formazioni subito, partendo da quella dei padroni di casa di mister Mignone. Castellammare che si schiera ormai con il solito 4-3-3 con Di Paola in porta, Tarantino, Lampo, Adamo e Lobosco in difesa, centrocampo composto da Caronia come perno, Musso e Pipitone come centrocampisti centrali, poi Gammicchia, Frisella e Malik Bali davanti, con l'ordine che può variare nel corso della partita. Per quanto riguarda invece la Don Carlo, oggi con mister Napoli squalificato qui in tribuna accanto a noi ma non presente in panchina, vi è Di Salvo in porta, poi Vitale, Cosentino e Caramanno dietro, centrocampo composto da Mineo, Mustacciolo, Sanz, Cusumano e Ruffino, davanti i due attaccanti Canitano e Garriga in quello che dovrebbe essere un oramai solito 3-5-2 per il tecnico del club biancorosso. Castellammare oggi con tuta azzurra e pantaloni bianchi, magliettine azzurre e pantaloni bianchi, attaccherà da destra verso sinistra il vostro schermo nel corso di questo primo tempo che inizia in questo istante con il primo possesso per la Don Carlo, che invece, come ben vedete, oggi giocherà con la classica casacca bianco-rossa con pantaloncini rossi. Esce subito qui Canitano, prova a farsi vedere il numero 99 assieme a Garriga, a creare una coppia dal sapore di asado argentino lì davanti. Malik Ba invece qua subito colpito il gambiano, c'è fallo su di lui, calcio di punizione quindi per il Castellammare, che ottiene con il primo possesso oggi già una punizione. Ancora a terra Malik Ba, protagonista assoluto, e l'ultima gara contro il Bagheria ha fischiato qui questa punizione il direttore di gara di oggi, il signor Iari Lauria della sezione di Agrigento. Assistenti oggi al suo servizio saranno il signor Nicosia della sezione di Palermo e il signor D'Alberti di quella di Marsala. Provano a cercare qui Canitano subito, mette giù per Mustacciolo che va lontano a cercare qualcuno dei suoi compagni, non trova nessuno. Adesso per Lobosco che va lontano anche lui a cercare veramente Malik Ba, detto in formissima dopo la doppietta in quel di Bagheria 6 giorni fa. Castellammare che dopo 3 sconfitte consecutive, di cui 2 in casa qui contro San Giorgio e Unitas Sciacca, è subito tornato nella sua forma migliore con la vittoria interna contro la Folgore Castelvetrano per 3-0, una gara netta, decisa dalla doppietta anche di Adamo, che si è trasformato in attaccante per un pomeriggio, e poi la vittoria importantissima in chiave salvezza contro il Bagheria Città delle Ville, e un Castellammare che continua a navigare a metà classifica tra il sogno della zona blu, ovvero quella dei playoff, e invece l'obiettivo più concreto è quello di mantenere anche quest'anno la categoria senza passare dagli spareggi per la retrocessione, che si erano pericolosamente avvicinati nel corso delle ultime settimane, con l'ottima cavalcata del Montelepre che ha ridotto le distanze in classifica. Montelepre che proprio 6 giorni fa ha fermato anche la Don Carlo. Momento sicuramente di fiducia importante per i ragazzi di mister Muto. Nel frattempo qua il pallone arriva nuovamente dalle parti dell'attacco castellammarese. Attendiamo la battuta di questa rimessa con le mani da parte del Misil Meri, che si arriva al centro, la chiamata Adamo, poi deve metterla buona Frisella, non ci riesce. Pallone che torna ad essere nuovamente del Misil Meri, che continua quindi a pressare. Siamo ancora nel quarto minuto di gioco, ancora è successo davvero pochissimo. Lo scontro proprio tra Frisella e il numero 22 avversario Salvatore Cusumano, che abbiamo dipinto
sulle fasce per questa gara, vediamo se ci darà ragione. Ovviamente il centrocampo è la parte più variabile della formazione di Mister Napoli, poi attacco e la difesa sono già ben delineati. Ba controlla Malik Ba, poi il rimpallo qui favorisce i biancorossi, si arrabbia Malik Ba, oggi alla 10 che di solito utilizza Messina, però è ancora infortunato, e proprio qui accanto a noi in tribuna il giocatore del Castellammare. Pallone che nuovamente torna ad essere della formazione di casa, con Ba che prova a essere liberato, ma ovviamente oggi ha contro una difesa ben fornita e ricca di talento, oltre che di esperienza, governata ovviamente da Cosentino, ex Palermo, ha anche giocato in Coppa UEFA con la società di Viale del Fante. Era un giovanissimo, una promessa del nostro calcio, una carriera Serie C, Serie D e adesso eccellenza con la maglia appunto dei biancorossi, uno dei pochi confermati rispetto alla passata stagione. Lotta proprio lui al centro dell'area di rigore, che arriva al centro, è arrivato più che altro il tocco di Paola, che ha anticipato, se non vado errato, Garriga. Nuovamente quindi palla per il Misilmeri, ottima uscita da parte del portiere del Castellammare, più che altro coraggiosa perché ha rischiato forte la formazione di casa. Adesso altro pallone che arriva direttamente in aria, svetta Lo Bosco, la rimette buona Cusumano, poi allontana nuovamente Lo Bosco e allora può andare Malik Ba, fermato dalla chiusura di Sanz, che di solito non va a saltare in questi momenti, in queste situazioni, evita di andare a rischiare ulteriormente, di sbilanciare il bilancio baricentro della Don Carlo Misilmeri. Qua nel frattempo qualche applauso timido che vola dalle due parti della tribuna coperta del Giorgio Matranga, che oggi ospita sia i tifosi del Castellammare sia quelli del Don Carlo Misilmeri, della Don Carlo Misilmeri. Ancora una volta regalato al Castellammare, svetta Cosentino su Malik Ba, poi deve mettere il turbo qui di Pitone, non riesce a mantenere il pallone in campo, il numero 8 provava ad aiutarlo qui Frisella, non è però riuscito nell'intento. Adesso la palla arriva al centro del campo dove c'è Mustacciolo, prova a scambiare con Garriga, ancora il biancorosso gira la palla, c'era Adamo che si era appiccicato a lui, francobollato a lui, poi qua destro che arriva dalle parti proprio non di Garriga bensì del numero 3 Ruffino. Qua netta però la spinta ai danni di un giocatore del Castellammare. E allora calcio di punizione, potrà battere addirittura Di Paola, ottavo di gioco dei 45 previsti. Va lontano il portiere del Castellammare a cercare qualcuno dei suoi compagni d'attacco, spunta Frisella che salta un uomo, non riesce però a servire il compagno più vicino. Ancora Castellammare, ancora con Lo Bosco che con la fronte praticamente voleva servire il compagno lì a destra. Pallone per Don Carlo, prova a farsi vedere, qua c'è un fallo. Battere qui Di Paola, quindi un po' di calma, ancora non è successo molto nel corso di questa prima parte del match che apre di fatto la 24esima giornata. Oggi assieme a Castellammare Don Carlo, qua a terra Pipitone che non ha subito niente per il signor Lauria. Diceva, assieme a Castellammare Don Carlo c'è un'altra sfida importante per la zona salvezza,
ovvero Montelepre contro Parmonval che viene dalla vittoria contro il Cus, importante dal punto di vista della certezza quantomeno per i ragazzi mister Vittorietti di evitare la retrocessione diretta in promozione. Come dicevamo, Castellammare e Doncarlo, per quello che hanno accumulato nel corso di questa ormai prima parte e mezza di campionato, perché siamo al giro di boa del girone di ritorno, quanto hanno accumulato possiamo dire che possono quasi ritenersi al sicuro, però appunto, come dicevo prima, la corsa del Montelepre che non si arresta porta a fare qualche riflessione in più a entrambe le squadre, in generale a tutte quelle che abitano nella zona della metà della classifica del campionato di eccellenza per quanto riguarda un girone A davvero bellissimo e competitivo con tante squadre di livello. Noi abbiamo l'onore di raccontare spesso e volentieri le gare di molte di queste formazioni, è sempre un piacere. Lo Bosco va lontano. Due di queste sono ovviamente Castellammare e Doncarlo, che seppur con qualche battuta d'arresto hanno spesso e volentieri regalato un gran calcio. E adesso Capitan Costantino va da Vitale che rischia sul pressing di Frisella, pallone colpisce mister Mione che impassibile dà già dei consigli al suo numero 9, molto basso per ora Frisella, praticamente è una sorta di esterno con Musso, va a fare l'altro esterno a destra lasciando l'attacco solamente nelle mani e nei piedi di Gammicchia e di Ba. Nel frattempo gioca la Doncarlo, Frisella che probabilmente oggi giocherà una gara di sacrificio per contenere le avanzate lì sulla destra della Doncarlo Misilmeri, con soprattutto Cusumano che, come abbiamo detto anche in apertura, l'abbiamo pitturato sulla fascia, adesso ci sta dando ragione. Vitale, lo scambio non si chiude subito con Mineo, poi voglio un tocco con il braccio da parte di Tarantino, non c'è per il signor Lauria, va lontano Cosentino, poi Pipitone non arriva al controllo, lo aiuta quindi Musso, Pipitone spizza, c'è Gammicchia che può farsi vedere, ancora lui attende rinforzi, va dalle parti di Frisella che adesso prova a cercare Malik Ba, pallone bloccato, la stoppa a sua volta Mineo e adesso palla biancorossa, il tacco qui sicuramente interessante da parte di Musacciolo, ma non riesce a sfruttare il tempo di gioco il Misilmeri che adesso prova un Cusumano, prova a farsi vedere dall'altra parte del campo, vorrebbero una deviazione che c'è e lo sentite il pubblico del Matranga che non è ovviamente non è ovviamente d'accordo con la scelta più che del signor Lauria, del primo assistente dell'arbitro agrigentino, ovvero il signor Gabriele Nicosia della sezione di Palermo. Rimessa affidata a Vitale, andrà al centro proprio il numero 6, svetta Adamo, poi arriva Garriga che ha provato un sinistro che però si va a posare adagio alle spalle dei cartelloni pubblicitari che fanno la contorno al rettangolo verde del Matranga. 13esimo nel corso di questo primo tempo, pochissime le emozioni, ma ovviamente ancora deve entrare in pieno essere la gara tra Castellammare Calcio e Doncarlo Misilmeri. Il rilancio di Paola che va dalle parti di Malik Ba che prova a saltare Cosentino, sarà un'impresa oggi fare bene così come contro il Bagheria per Malik Ba, avendo un Cosentino così di fronte. Frisella colpito con fallo da Santiago Sanz, calcio di punizione, fallo qui ai danni di Luca Frisella che con un primo brivido, con un primo scatto felino lì, andando a convergere verso il centro, guadagna questo calcio di punizione
Gli applausi del Matranga per Frisella, per anche Gammicchia, che si sta facendo vedere di più. È una sorta quindi di 4-4-1-1 quello del Castellammare, con Malik Ba punta, Gammicchia a supporto e Frisella più basso nella zona di centrocampo come esterno mancino. Proprio Frisella andrà a battere, fischia Lauria. Frisella va al centro, esce Di Salvo in due tempi. Uno dei portieri di maggior prospettiva sicuramente Di Salvo nel corso di questo campionato. Pochissimi gli errori da parte del classe 2006, forse solamente quello contro il Marsala sul rilancio di Miliziano. Qua occhio perché il pallone passa, Cusumano fermato, il numero 22, poi c'è un fallo commesso proprio da Cusumano, ha perso la scarpa nel frattempo il giocatore del Castellammare. Attendiamo quindi che venga battuta questa punizione. C'è qualche lamentela a bordo campo tra alcuni componenti della panchina lasciata orfana oggi da Mister Napoli e alcuni componenti di quella del Castellammare. Infatti il signor Lauria invita alla calma, nulla di aggressivo, però si stavano un po' accendendo gli animi, si stavano un po' alzando i toni vicino alle panchine. Va lontano quindi Di Paola a cercare nuovamente Caronia. Frisella svetta su di lui Cusumano, che poi va però a sincerarsi delle condizioni del suo avversario. Vuole battere subito Tarantino, che aspetta, adesso va sì dalle parti di Ba, riesce a chiudere il Misil Meri. Adesso occhio a Canitano, Caronia la fa sbattere sopra al numero 99, rimessa per il Castellammare con Canitano, che ovviamente è una grande occasione per farsi vedere, un super debutto. Poi un pochettino stemperata l'hype, potremmo dire, su di lui. Qua esce ben Di Salvo, che travolge anche il suo capitano Costantino. Adesso occhio perché ci sono altre lamentele, ma sinceramente non stiamo capendo a cosa sia riferito. Forse qualcosa di verbale detta durante questa ripresa palla da parte di Di Salvo. Pallone rilanciato, arriva addirittura Di Paola. Allontano Frisella, anticipato il numero 9, c'è Caronia che però serve i suoi avversari. Poi Frisella, ottimo recupero palla, ancora il 9, Frisella è sicuramente l'uomo in più per ora del Castellammare, Luca Frisella. Qua ha provato addirittura il tiro vedendo Di Salvo fuori dai pali, abbastanza ambizioso l'ex Sciacca, ma la rete non arriva. Vitale allontana Lampo, potrebbe arrivare Malik Ba. Costantino continua il ping pong tra i due metacampo, alla fine Lampo tocca solo per un attimo. Rimessa Misil Meri con Cusumano alla battuta, probabilmente è così. Il numero 22 lascia Vitale e batterà quindi il numero 6. Rimane al centro, prova a farsi vedere Garriga, poi Vitale per Cusumano che prova il controllo orientato, non gli riesce, e allora palla per addirittura Caramanno. Deviazione da parte di Pipitone, poi Lo Bosco può ottenere questo possesso, va lontano il Castellammare, una pressione asfissiante per ora del Misil Meri che sta rendendo dura
la vita e soprattutto duro il modus operandi del Castellammare, con un gioco che per ora sembra un po' singhiozzante. Ancora Caronia prova a tenere il pallone, lo fa dalle parti di Pipitone, che prova a mettere questo cioccolatino per Malik Ba, che però viene anticipato, e adesso occhio perché se ne va il Misilmeri, le grandi falcate lì al centro del campo di Mustacciolo, bloccato da Lampo, che poi viene applaudito da tutto il Matranga. Anzi, perché Lampo mi sembrava Tarantino, e infatti è proprio il numero 3. Ottimo anticipo da parte di Tarantino, che non si trovava sulla sua fascia di competenza, almeno per questa situazione. Allontana il Castellammare. Costantino lotta Malik Ba, un po' di confusione in aria, poi qua il Misilmeri stava per farsi la frittata. Malik Ba colpito, non c'è niente, si lamenta il pubblico di Castellammare, allontana il Misilmeri. Gara ancora da decifrare. Castellammare 0, Don Carlo 0, ancora pallone alla ricerca di Ba da parte della retroguardia azzurra. Continua a lottare il Castellammare, pallone ripreso da Sanz, che prova a dare ordine, va a sinistra, ancora Misilmeri, qua bravo Tarantino, ma c'è Cusumano che continua a credere in questo pallone, che però si perde sul fondo laterale. 21esimo in corso dei 45 previsti per questo primo tempo. Ancora deve accendersi la gara del Matranga. Tarantino, Ba, controlla Malik Ba, Frisella, forse colpisce il braccio di Cusumano, che poi commette fallo. Calcio di punizione. Adesso tocca non a Tarantino, sarà di nuovo il turno di Frisella. Sempre molto ben fornita di giocatori in maglia azzurra l'area di rigore del Misilmeri. Frisella mette questo pallone tagliato al centro, esce un'altra volta la Don Carlo, poi però Frisella che ha rimesso in aria questo pallone di salvo con autorità, va lontano. Adesso deve stare attenta la retroguardia del Castellammare con Di Paola, che mantiene il possesso rischiando un pochettino, perché c'era un dubbio sul tocco eventuale o meno di Lobosco, e quindi Di Paola adesso non sappiamo se l'ha fatto di proposito oppure se era stato preso in controtempo. Beh, lontano, quando siamo praticamente alla metà del primo tempo. Tarantino, il tacco qua provato da Frisella, Lobosco, Caronia, ancora Gammicchia, se ne va, grande giocata, sempre il numero 11 sul pallone, l'intervento che ruba palla a Gammicchia, che è rimasto a terra perché è caduto anche in maniera sicuramente pericolosa. Fa poi Lampo, allontana il pallone che entra nel bar del campo comunale di Castellammare del Giorgio Matranga. Intanto si è rialzato Gammicchia dopo l'ottima giocata per liberarsi della prima marcatura, poi l'intervento che gli ha rubato il pallone. Ancora Don Carlo, sempre con a cercare più che altro il duo argentino di davanti, il duo latinoamericano di davanti. La palla qui è per Vitale, che va lontano.
allontanato. Provato Malik Ba. Adesso ancora una volta lo Bosco. Lunghissima questa rimessa con le mani. Atterrato Malik Ba senza alcun fallo commesso dalla retroguardia della Don Carlo, che adesso prova la verticale ma viene fermata. Frisella d'esterno addirittura, Cosentino e un muro. Poi c'è Pipitone che mette giù, voleva Caronia, era buona l'idea ma la Don Carlo chiude. Tanti errori adesso da parte dei singoli. Qua Garriga lotta al centro del campo, esce Lampo e occhio perché Caronia suona la carica. Poi che arriva Gammicchia, che arriva a controllare. Ancora il numero 11 deve indietreggiare, lo fa dalle parti di Frisella. Qua Pipitone regala la palla a Musacciolo, fallo netto di Lampo, giallo assicurato per il numero 6. Siamo al 25esimo e c'è il primo ammonito della gara. Chiede scusa a Pipitone perché qua Lampo si è preso il cartellino per colpa di un errore del suo compagno lì a centrocampo, ed è a terra Musacciolo che ha subito il fallo. Terra ancora Musacciolo, quindi più o meno grave per il numero 8, più che altro la velocità dell'intervento e la caduta poi successiva. Queste le due cose che hanno di fatto fermare per un attimo il numero 8, che ora si rialza dolorante ma ce la fa a continuare. Quindi Lampo è il primo ammonito della gara, il centrale del Castellammare. Non è per Vitale, l'altro numero 6, che prova qui ad andare in aria. Lampo ha lisciato, poi Ba colpito da Cosentino. Calcio di punizione. Cosentino con il braccio, con il volume più ampio, va a colpire Malik Ba. Si lamenta un po' il Castellammare perché avrebbe voluto il giallo, così come poco fa era stato sanzionato l'intervento di Lampo. E adesso si rialza Ba, toccherà a Caronia battere questa punizione. Tante maglie azzurre come sempre in area di rigore, c'è più staccato Tarantino. Caronia però pensa ad andare in aria, c'è lo stacco da parte di Adamo. Malik Ba anticipato, poi a occhio perché la Don Carlo può ripartire con la corsa di Canitano, che però è pienamente e fieramente bloccato dalla retroguardia azzurra di Paola. Lampo a cercare Frisella, un'altra volta Lampo, Ba per Gammicchia e prova ad andarsene, fa andare Malik Ba, fa giocare il signor Lauria, c'è palla per Frisella, adesso Gammicchia, fermato il numero 11, deve stoppare questo pallone Garriga, che serve Sanz, che serve Musacciolo, corre la Don Carlo con Musacciolo, Canitano aspetta forse troppo, Garriga defilato, ancora il numero 11, guarda la porta, Garriga non può liberare però il mancino e allora può ripartire il Castellammare. Occhio a Malik Ba che può correre, Ba mette il turbo ma viene fermato dalla chiusura di Caramanno. E comunque applaudito Malik Ba, l'idolo del Matranga, MVP senza se e senza ma nella gara contro il Bagheria 6 giorni fa, con una doppietta importantissima che ha subito indirizzato il match. E poi Adamo lascia scorrere questo pallone che arriva dalle parti di Paola. 29esimo, 0-0 tra Castellammare e Don Carlo Misilmeri di Paola. Allontano a cercare Frisella che la tocca di quello che basta per andare da Ba. Ancora Frisella, Ba anticipato, ma qua prima c'era fallo netto su Frisella. Il Matranga vuole il giallo, ma non viene estratto alcun cartellino dal signor Lauria. Calcio di punizione, però è una grande potenziale occasione per il Castellammare. Ci sono dei tiratori
magari non sono tra i migliori della categoria in tal senso, in questo fondamentale, ma il Castellammare ha le armi giuste per poter fare male da quella precisa zona di campo. Uno di questi è Caronia, che già ha messo il pallone forse un po' più avanti rispetto a dove, ed effettivamente è così, si è già posizionato il signor Lauria, che abbandona ora Frisella. Sarà lui a battere con ogni probabilità questa punizione. Il mancino di Frisella con la fascia invertita. In zona c'è anche Musso. Vediamo. Frisella, vallo col sinistro! Super di Salvo, uno specchio! A riflettere, a ribattere questo pallone che Frisella aveva calciato perfettamente. Grandissimo qui il portiere della Don Carlo. Poi lotta un'altra volta Gammicca, non lo conosciamo oggi. Di Salvo che aveva preparato alacremente questa punizione. Che parata alla Gigi Buffon su Balotelli, in un lontanissimo nel tempo Milan-Juve, aveva 9 anni Di Salvo, adesso invece ne ha qualcuno in più. Ha fatto una grandissima parata Caroni. Ancora pallone buono per la Don Carlo, che vive di fiammate. Prova ad andare adesso con Garriga, chiuso dallo Bosco, ma c'è ancora Cusumano a destra. Cusumano mette il cross al centro, dove non c'è però nessuno destinatario. Probabilmente era il numero 4 Mineo, che si era inserito perfettamente in aria, però è impreciso il cross di Cusumano. Gioca a Don Carlo, c'è a terra un giocatore azzurro. Mineo fermato e poi Ba prova a difendere questo pallone. Ancora Malik Ba, che però si ferma. Non è stato il direttore di gara, mi sembra, a fischiare lo stop. Poi occhio a Malik Ba, occhio, perché ce l'ha mi sa con Mineo. Si accende una piccola schermaglia lì vicino ai cartelloni pubblicitari. Vediamo cosa sceglie di fare il direttore di gara. Malik Ba è imbufalito. E poi anche Cusumano con Adamo vanno a parlare faccia a faccia. Non ha estratto cartellini il signor Lauria. Nel tempo è a terra ancora una volta Tarantino, e il direttore di gara va a parlare con il signor Nicosia, forse perché è successo qualcosa che non ha notificato il direttore di gara Agrigentino, che infatti va vicino alla panchina e ammonisce Mister Mione. Gara che adesso si assesta su binari di agonismo abbastanza elevati. Siamo al 33esimo, non si gioca da un minuto, forse la prima vera interruzione di questa gara. Era rimasto a terra Tarantino e il Castellammare protestava, più che per il fallo non concesso, ma per il fatto che la Don Carlo non avesse mai buttato fuori il pallone. Stava continuando un'azione potenzialmente pericolosa nella metà campo avversaria. Sta per entrare in campo non Tarantino bensì Lampo. Fischia il signor Lauria perché in tutto questo aveva messo a terra il pallone per la Don Carlo, quindi evidentemente c'era forse addirittura un fallo da parte del Castellammare, perché non ha scodellato il pallone di direttore di gara, quindi probabilmente aveva commesso fallo Malik Ba, oppure non sapremo in realtà cosa sia successo nello specifico. Fatto sta che il pallone comunque viene ridato a Di Paola, che adesso andrà a battere questa rimessa dal fondo. Ritorna l'ordine
al Matranga, va lontano il portiere del Castellammare, ancora una volta Tarantino va anticipato, ma Vitale mette il pallone in rimessa laterale, andrà con le mani, quindi proprio Tarantino per Ba, anticipato Malik Ba e va lontano a Don Carlo. Stoppa Frisella e col tacco prova a servire Ba, poi Caronia mette giù Frisella, alza ancora questo pallone, Ba torna dietro, si deve impegnare Frisella per mantenerlo in campo, lo fa, poi Tarantino va lontano, deve uscire Di Salvo che la fa sua. C'erano Ba e Gammicchia in zona, confermiamo il fatto che Gammicchia gioca alle spalle di Malik Ba e quindi questo 4-4-1-1 di mister Mione non è il 4-3-3 che ci aspettavamo all'inizio. Gammicchia comunque sapevamo fosse più una mezza punta e infatti oggi sta dimostrando proprio questo. Occhio qua, nel frattempo il pallone se ne va, viene colpito, Musso atterrato, fallo, calcio di punizione e giallo anche per Carlos Nahuel Garriga. Siamo al 36esimo, è arrivato il giallo anche per Garriga. Che è il secondo giocatore ammonito della gara dopo Lampo nel Castellammare, il primo per la Don Carlo, il terzo ammonito in totale perché c'è anche mister Mione al referto del signor Lauria ammonito per protesta nel corso del 33esimo minuto. Battuta la punizione, c'è Frisella che prova di testa a rimettere il pallone in aria, ce l'ha fatta ma esce poco dopo l'oggetto della contesa che ora verrà rimesso in campo da Di Salvo, che fino a questo momento comunque possiamo dire che è l'uomo che si è distinto particolarmente tra quelli in campo con una grandissima parata sul calcio di punizione di Frisella. Proprio forse i due veri protagonisti di questa partita. Da una parte Frisella e dall'altra Di Salvo. Occhio a Ba, fermato. Calcio di punizione. Vogliamo un altro giallo, i tifosi di casa per capitano Costantino. Adesso attendiamo la battuta del calcio di punizione. Scodella questo pallone al centro del Castellammare, ma Di Salvo un'altra volta esce senza problemi. 38esimo in corso dei 45 previsti. Prova a correre Vitale, c'è Ba in zona, Ba ribatte il pallone, poi lotta Ba, Vitale ottiene la rimessa, l'ha toccata sì, ma una volta che il pallone era uscito completamente dal manto verde del campo. Adesso ancora proprio Vitale a battere questa rimessa con le mani. Scambia Canitano con Ricuso mano, si arrabbia il 99 perché era praticamente a centimetri il signor Nicosia, il primo assistente del signor Lauria, che ha decretato che questo pallone fosse uscito. Allora rimessa per il Castellammare, pallone per Tarantino che va lontano, poi Costantino fa sbattere il pallone sopra Malik Ba. Quello che sentite alla mia destra proprio mister Napoli, come dicevo, è poi in tribuna e sta dando indicazioni ai suoi per come gli viene meglio. Poi va lontano Sanz, non c'è nulla qua nello scontro tra Garriga e Adamo. Poi occhio, Canitano prova a farsi vedere, Adamo un'altra volta padroneggia il pallone, poi ha provato a servire Frisella, controllo complicato per il numero 9, ancora Mineo, poi
Frisella tocca per ultimo. Non è per Vitale. Cusumano in zona. Vitale scambia con Sanz, poi rischia Gammicchia, allontana il Castellammare e allora torniamo dalle parti centrali del campo dove c'è proprio Santi Sanz. Rischia sulla prima pressione del Castellammare la Don Carlo, quel tacco qui di Vitale, va dove c'è Cusumano, ancora Vitale, si propone il braccetto, Vitale, cross messo al centro, Adamo poi un'altra volta si distingue, Costantino va lontano, Lampo si impone, palla però nuovamente biancorossa, c'è sempre Vitale largo a destra che mette questo cross, era un cross nelle intenzioni, stava quasi per diventare un tiro, non va però a buon fine questa azione portata particolarmente all'estremo da parte della Don Carlo da Vitale, numero 6, braccetto di destra della difesa di mister Napoli, che in questo caso si era proposto, così come ormai vuole il diktat del braccetto moderno, come se fosse un esterno aggiunto che va a sovrapporsi, a tambureggiare sulla fascia di Paola. Brutto rinvio da parte del numero 1 che chiede subito scusa a Frisella, che era il destinatario di questo rilancio. Poi Vitale chiedeva il pallone, non lo ottiene subito, ma poco male per lui. Aspetta il numero 6, 41esimo, allontana il Castellammare, lo fa anche il Misil Meri con un pallone complicatissimo da leggere. Poi qua un'altra volta Vitale, lo deve aiutare Costantino, è un altro pallone che finisce in tribuna. Tocca a Tarantino andare con la rimessa con le mani, siamo al 42esimo di gioco, pochissime le chance per entrambe le squadre. Ha una lunga gittata il numero 3, il pallone arriva infatti in aria ma svetta nuovamente Costantino. Adamo colpito, non c'è niente per il signor Lauria e può ripartire in contropiede da Don Carlo. La prima giocata, la seconda giocata qui da parte di... se l'ha dato proprio di Garriga qua, occhio però rilancio per Canitano. Poi Lampo, stoppa Sanz, Mineo di prima, Frisella ritorna ad avere il possesso, Luca Frisella prova poi il tacco ma Cusumano non si fa fregare e poi gira nuovamente Caramanno. Poco fa si voleva buttare dall'altra parte del campo con quella corsa che stava riuscendo anche al numero 33. Poi Cusumano colpito, non c'è niente, lotta ancora al centro del campo Santi Sanz che cambia tutto, va dove c'è Caramanno, rischia il 33, ancora Caramanno, va a cercare quantomeno di imbeccare Ruffino che andrà a battere con le mani questa rimessa regalata dal Castellammare. 43esimo in corso, mancano 2 minuti e qualche secondo alla fine del primo tempo, più recupero, scivola Canitano. In maniera ironica il pubblico di Castellammare chiede il calcio di rigore, scivolato Lautaro Canitano. Abbiamo detto un importante debutto per il numero 99 con la maglia della Don Carlo Misil Meri, lui che arriva dall'eccellenza pugliese, dal Massafra. Poi diciamo ovviamente una fase di stallo, una fase di ingolfamento, più che altro sta seguendo numeri che in carriera sono sempre stati la sua media, il suo rendimento normale. Nel frattempo Malik Ba prova ad allontanare. Stiamo comunque parlando di Canitano, di un giocatore che è arrivato a metà campionato e ha già 4 gol, quindi neanche tanto male. Poi Frisella colpito da Mineo, calcio di punizione
fatto male più che altro nella botta poi con il campo Frisella. Tocca a Tarantino, salgono tutti perché siamo al 45esimo e allora non c'è nessuno se non Di Paola nella metà campo del Castellammare. Tarantino andrà a battere, mette il sinistro al centro, esce la difesa della Don Carlo, ancora una volta tagliata questa palla che proviene dalle fasce ed è attenta la difesa della Don Carlo. Qua rischia Tarantino con calma olimpica e personalità, riesce poi a servire Frisella, stavolta è più frenetico Tarantino e infatti il pallone non viene preso da Gammicchia perché era molto complicato. Don Carlo che si rifugia alle parti di Di Salvo, che pensa e va al rilancio facendo rimbalzare anche più volte il pallone con il terreno. Si arrabbia Tarantino nella lotta aerea con Canitano, sbilanciato secondo il pensiero del numero 3 proprio il giocatore del Castellammare. Occhio adesso nuovamente alla Don Carlo che prova a farsi vedere con Ruffino, che stavolta rinviene in mezzo al campo, riprende palla Gammicchia che ottiene una punizione, si stava quasi per liberare. Adesso non si è ben capito se 1 o 2 di recupero, credo solo 1 dato dal signor Lauria. Praticamente il minuto che si è perso in quella mezza discussione che è stata originata tra le due parti in campo, con Tarantino che è rimasto a terra e Don Carlo che stava continuando a tambureggiare. Va lontano Di Salvo, un po' troppo lontano. Adesso palla per Tarantino. Va, controlla a vuoto Mineo, poi Caronia, destro sbilanciato e su questo cross si chiude il primo tempo a reti bianche per ora qui al Matranga tra Castellammare e Don Carlo Misilmeri. A tra poco. Verso lo Bosco, grande sponda, occhio a Manno che entra in rigore, la ripropone dall'altro lato verso Canino, risposta di Grimaude, prima occasione della partita, in faccia, non è facile andare ad attaccare, Manno che entra in rigore, la ripropone dall'altro lato verso Manno che entra in rigore, la ripropone dall'altro lato verso Canino, risposta di Grimaude, prima occasione della partita, in faccia, non è facile andare ad attaccare lo Bosco, ci prova, era salita bene la difesa dell'Accademia, sta per passare lo Bosco e intanto si ripropone sull'out di destra verso Canino che mette dentro proprio per lo Bosco che aveva trovato lo spazio e il tempo. Destro e Mancino, più una posizione per Lonigro, infatti parte lui a girare. Grimaudo sembrava esserci sulla traiettoria, forse addirittura levato le mani. Bene, ancora una volta palla al piede il numero 4 in mezzo a due, poi esagera e passa Manno, ancora a cercare lo Bosco, Vincenzi, pallone profondo verso lo Bosco che si coordina, la sblocca il Marsala, è tutto regolare, ha segnato lo Bosco che per attitudine sembrava quello più dentro la partita, grandissima la palla in profondità, gioca più dunque a piede invertito il numero 10, Bosco non è fuori gioco, lancio lungo verso Manno che va a lottare con Pulè, è passato Manno, tocco sotto e 2-0 Marsala, insorge il pubblico di casa, arrabbiatissimo Genna che prende il cartellino giallo, chiama lo schema Campanella, vediamo se va lui, infatti sì, è un tiro verso la porta, per esempio Manno, poi destro, prende gli applausi a Ficarrotta, sinistro rasoterra, il coccodrillo, Furnari e pulisce lì Luca Ficarrotta, 2-1, l'Accademia prova a rimettersi in partita, poi si gira, Campanella lascia sempre qualche
metro di troppo probabilmente Canino, secondo palo, ottimo inserimento di Tarantino che mette dentro per Brasolin, grandissimo l'inserimento di Tarantino che tiene questo pallone, lo rimette dentro, Brasolin si inserisce e fa 3-1 per i Granata. Campanella però sbaglia, Vincenzo a servire Sferruzza, la posizione regolare, appoggio verso Brasolin destro, occhio Sferruzza che se la stava andando a riprendere, ad allungare la maglia fra i due Granata. Ancora Ficarrotta, ci riprova da calcio piazzato a girare, palo pieno. Ma che traiettoria, era uscita dal mancino del giocatore in maglia 10, l'ha toccata forse, poi sul pallone riproposto in area di rigore, Furnari imperfetto, Kaboschi sale in area di rigore e mette dentro il gol del 3-2 dopo l'urlo strozzato in gola. Si salva dal cartellino e ci poteva stare. Qui Campanella verticale a Ficarrotto che può inventare in 10, grande palla per Idrizzu e qui si riscatta il capitano del Marsala che va col sinistro a girare sopra la barriera. Grimaudo però è attentissimo e l'aspettava lì. Lungo il lancio e arriva adesso il triplice fischio, il Marsala conquista 3 punti importantissimi nel derby con l'Accademia Trapani. Il Lascari Cefalù si gioca una fetta di promozione in eccellenza ospitando allo stadio Ilardo il Città di Villafranca che gravita in zona playoff e punta su questa partita per cercare di rosicchiare punti importanti alla capolista, ma qui prima ingenuità da parte della difesa, retropassaggio al portiere, il direttore di gara opta per una punizione a 2 all'interno dell'area di rigore e allora sul pallone si presenta Pippo Tiscione, traiettoria magica del centrocampista palermitano che batte il portiere avversario, trova il gol del 1-0, in questo caso battuto l'estremo difensore ospite che rimane fermo, Taranto non può nulla, ma all'8° minuto azione da palla inattiva e Città di Villafranca pareggia i conti con Rivainera dopo un batti e ribatti praticamente nell'area piccola, nulla può man mano e allora dopo 8 minuti è già 1-1 allo stadio Ilardo di Lascari con gli ospiti che recuperano subito al 17° minuto, torna ad affacciarsi in avanti il Lascari Cefalù, Mocciolo ignora i compagni, va ad incrociare col destro, la palla si perde fuori, poi alla mezz'ora calcio di punizione, esce male Taranto e Lascari Cefalù però non ne approfitta, la palla finisce fuori, minuto 38, calcio di punizione dall'altra parte per la squadra di Mister Comito, ancora Fazio con una traiettoria perfida che per poco non si insacca, poi nella ripresa dopo 7 minuti Arrigo commette questo fallo, il direttore di gara non ha dubbi, estrae il secondo cartellino giallo, espulsione per Arrigo, Città di Villafranca con l'uomo in meno per più di 40 minuti, allora il Lascari Cefalù prova ad accelerare o ad aumentare gli sforzi per riportarsi in vantaggio. Qui l'inserimento dalle retrovie di Tiscione col colpo di testa al minuto 58 che si perde fuori, ma al minuto 68 grande parata di Mammano sul colpo di testa, sui sviluppi di un altro angolo da parte di Rivainera, tornano a farsi vedere gli ospiti che non mollano nonostante l'uomo in meno. Qui conclusione dalla distanza da parte di Laquidara con la palla che esce di pochissimo, man mano sembrava in traiettoria dall'altra parte. 3 minuti dopo azione tambureggiante del Lascari Cefalù conclusa con il colpo di testa da parte di Pastorella che per poco non fa 2-1. Passano altri 7 minuti, minuto 83, ancora azione che parte dalla destra per il Lascari Cefalù, la sfera arriva dalle parti di Mocciolo che si gira, prova a calciare, colpisce solo l'esterno della rete, ma al minuto 89 con l'ennesima azione dall'auto di destra la palla arriva in area dove c'è come di consueto Denny Mocciaro che stavolta raddrizza la mira e segna forse il gol più importante della stagione per il Lascari Cefalù che poco prima del 90° passa in vantaggio e dopo 5 minuti di recupero, dopo il triplice fischio, vince un'altra partita allo stadio Ilardo, battuto il Città di Villafranca 2-1 e vetta sempre più consolidata da Sportiside. Tutto, alla prossima!
Bosco non riesce a controllare bene il pallone, poi spazza via il pallone, rimane ancora tra i piedi suoi. Bosco gioca da fuori area per lo Cicero, 1-0, subito TF, i primi 10 minuti di gioco, passa in vantaggio con un Mazzoni passa laterale per cercare Bosco, palla che rimane lì, ancora TF popolare, adesso attenzione alla spina e sinistro, e arriva il gol del numero 7 Spina, protegge col corpo per lo Cicero che prova ad andare via, palla per Bosco, è buono 1-2, gioca benissimo qui il destro, e arriva un altro gol di Lo Cicero, doppietta per lui ed è 3-0. Cercare Fauci, attenzione perché adesso c'è la prateria praticamente davanti a sé. Bosco può andare via, Bosco, al secondo c'è Fauci, in mezzo il pallone per Spina col destro, salvataggio sulla linea, Fauci ancora il sinistro, la palla arriva lì, Bosco, arriva il gol 4-0 della TF. Ha provato lo Sport Palermo qui a difendere la porta a le sue qualità, si vede che è molto superiore rispetto agli avversari oggi. Rimini, il passaggio lungo linea per Bosco che è in gioco, va via Bosco, c'è Fauci in mezzo, molto lento il difensore, Bosco 5-0, arriva la rete del numero 10, ancora sulla sinistra adesso Fauci mette in mezzo per Randazzo, c'è Spina, Randazzo, arriva il gol dell'appena entrato numero 17 Randazzo su un attimo assist di Fauci, la lunga di Cavallaro a cercare Randazzo, c'è Fauci accanto, Randazzo porta via il pallone, Randazzo per Fauci, Fauci controlla, Fauci 7-0, ed il gol del capitano, mette il pallone in mezzo con il sinistro per Randazzo che controlla, poi sinistro, altro gol di Randazzo che è entrato dalla panchina benissimo, cercare Fauci, c'è Randazzo sulla destra, Fauci, Randazzo controlla, può arrivare la tripletta, Randazzo, qui Velletario, il tiro troppo facile per lui, vuole provare a fare gol, ma arriva il gol dell'esterno sinistro che manda un bacio alla tribuna. Dalla battuta c'è Fauci che controlla giù col petto, prova a girarsi, Fauci entra, c'è invece Damiata, e sono 10, un incubo oggi per lo Sport Palermo. Palla Bagnato che in anticipo, l'arbitro lascia giocare, attenzione perché può partire, adesso il contropiede riesce a passare bene, si va a saltare Mantioni, entra dentro l'area, in mezzo rientra, ottimo il destro, ed arriva il gol dello Sport Palermo, ottimo, bello il gol soprattutto, ed è finita, finisce la partita.
Tutto pronto per ricominciare qui dal Matranga di Castellammare, palla per gli azzurri che ancora devono sbloccare il risultato qui nell'impianto di casa. 0-0 dopo i primi 45 minuti, con poche emozioni, pochi tiri in porta, tanta intensità soprattutto al centro del campo. Andiamo con le formazioni perché non ci sono stati cambi tra primo e secondo tempo. Gli interpreti, 22 giocatori in campo, sono gli stessi della prima frazione, e allora Castellammare che riparte con 4-4-1-1, Di Paolo in porta, Tarantino a sinistra, Lo Bosco a destra, Lampadamo altri centrali, poi Caronia, Musso e Pipitone sono i centrocampisti, con Caronia in particolare a essere il perno del centrocampo. A sinistra si mette Frisella, con appunto Musso che va a fare l'altro esterno, e infine davanti Malik Ba, e alle sue spalle ci sarà il numero 11 Gammicchia. Per quanto riguarda invece la Don Carlo, 3-5-2 solito per Mister Napoli, con Di Salvo in porta, Vitale, Costantino e Caramanno dietro, centrocampo con Sanz mediano, esterno a destra Cusumano, a sinistra Ruffino, Mustacciolo e Mineo sono le due mezzali, e poi attacco a 2 Canitano Garriga, dal sapore argentino, l'abbiamo definito come se fosse una sorta di asado argentino pronto ad essere servito. Vediamo se arriverà però la portata principale qui nel pomeriggio di Castellammare, servita per Mister Napoli, che non è in panchina e che accanto a noi in tribuna perché è squalificato, e quindi ha dato le ultime indicazioni faccia a faccia ai suoi nello spogliatoio, e poi adesso è qui accanto a noi e si godrà la partita anche per questo secondo tempo qui in tribuna al Matranga. Noi ricordiamo ovviamente che lo spettacolo del calcio dilettantistico su Sportisili non termina sicuramente oggi, per questo weekend che è appena iniziato. È iniziato il 24esimo turno del campionato di eccellenza. Castellammare e Don Carlo figurano tra le squadre che aprono questa giornata con l'anticipo del Matranga, però su Sportisili potrete gustare la fine per ora di Athletic Club Aurora Mazzara di Under 15, e anche qua occhio a Di Salvo che prende il pallone, e anche la fine della gara di calcio 5 tra Mistral e Polistena per quanto riguarda il campionato di Serie B al Paloreto. Poi alle 5 Palermo Futsal Club contro Giudecca Futsal, gara importante nel campionato di C1 per determinare un po' quali saranno le gerarchie, soprattutto lì sotto nella zona calda della classifica. Poi chiudiamo il nostro programma odierno con la gara delle 6:15 tra Athletic Club Palermo e Panormus per quanto riguarda l'Under 17. Questo, signori, è il programma solamente di oggi. Domani poi tra highlights che verranno poi pubblicati in serata e gare seguite integralmente, tra cui quella importante del Licauli tra San Giorgio Piano e San Vitolo Capo. Avremo sicuramente di cosa parlare nel corso della giornata, anche della domenica del 1° marzo. Nel frattempo che noi ci siamo persi un po' in chiacchiere, il gioco qui al Matranga prova ad accendersi definitivamente. Occhio a Frisella, lo scambio a cercare di davanti Gammicchia, poi va lontano a Don Carlo, non tantissimo in realtà. C'è Malik Ba che controlla, ancora il numero 16, Malik Ba fermato, poi Lo Bosco, Ba, tocco forse con un braccio da parte di Mustacciolo, che si lamenta tantissimo la difesa della Don Carlo per la scelta del primo assistente del direttore di gara di oggi, ovvero il signor Lauria. Nel frattempo Lo Bosco al centro va a vuoto, c'è ancora Gammicchia che prova a rendere vivo questo pallone, ha difeso il calcio d'angolo per gli avversari, però Cusumano, che non crede a quello che ha appena sentito, ha scelto così il signor Iari Lauria, appunto della sezione di Agrigento, così come detto poco fa,
primo assistente il signor Nicosia della sezione di Palermo e il secondo invece il signor D'Alberti della sezione di Marsala. Occhio al calcio d'angolo. Ma al 50esimo si scorno Tarantino il suo marcatore, pallone che arriva adesso al centro di Salvo una volta, poi viene anticipato da un suo compagno, prova a ripartire in contropiede da Don Carlo con Mustacciolo che apre lontanissimo, il pallone può diventare buono addirittura per la corsa di Ruffino, poi Di Paola risponde a questo rilancio con un altro destro poderoso, poi lottano Mineo e un avversario, mette giù il pallone Sanz, c'è Canitano, tutto buono, Canitano appoggia e Garriga spara alto. Era ripartito davvero bene qui il Misil Meri, non è bastato però per battere Di Paola. 0-0 ancora il punteggio qui al Matranga, quando siamo al 51esimo. Andrà lontano adesso il portiere del Castellammare, lo fa in questo istante. Va a mettere giù il pallone il Misil Meri, ancora con Mineo, lotta come un leone Frisella, sicuramente abbiamo detto anche nella prima frazione tra i migliori se non il migliore dei suoi. Qua però il pallone è per la Don Carlo, protesta il giusto Luca Frisella, non vuole però esagerare perché ormai tanto la scelta del direttore di gara è stata quella. Pallone a cercare nuovamente Garriga, Castellammare prova a uscire, Pipitone non preciso ma c'è Va comunque che lotta, non c'è un vero e proprio gioco, una squadra che catalizza l'azione, prova a farlo adesso largo a destra, qui su mano, bloccato il numero 22, rimessa con le mani per la Don Carlo. Don Carlo e Castellammare che vengono da gli ultimi due weekend completamente all'opposto. Occhio, questo pallone ancora buono, arriva il cross al centro, Garriga gira, nulla di fatto con Garriga che però già rispetto ad un primo tempo più timido, ora ha già cercato due volte la porta. Attendiamo il rilancio di Paola, adesso va lontano a cercare nuovamente Malik Ba che arriva su questo pallone. Ba, le giocate è schierata però la Don Carlo, rimessa con le mani per il Castellammare, comunque buono, non è sicuramente un ottimo risultato per gli azzurri che adesso possono andare a battere. Sale anche Adamo, che arriva proprio lì in aria, esce Caramanno, sarà un'altra chance per Riccardo Tarantino e con le mani ha una gittata lunghissima e può mettere in difficoltà qualsiasi difesa schierata, come se fosse un calcio d'angolo. Il rilancio di Tarantino che va adesso di nuovo in aria, ci sono due giocatori biancorossi a terra e poi rovesciata, ha provato Adamo nuovamente come contro la Folgore, stavolta però è alto. Adamo ormai ci ha abituati a queste giocate, l'abbiamo detto poco fa, 14 giorni fa, la doppietta di cui un gol in sforbiciata da parte del centrale del Castellammare. Qua il rilancio lunghissimo che Di Paola lascia scorrere, ha allontanato Ruffino. Mamma mia che... lontano Di Paola, mette giù il pallone Caronia solo per un attimo. Adamo
con i capelli sfiora e va alle parti di Paola. 55esimo, sono già praticamente passati 10 minuti in questo secondo tempo. Pallone che prova a far andare lontano la Don Carlo, ancora con Mineo che mette giù, voleva a destra, Cusumano non trova però il numero 22. Caronia. Cross che arriva adesso in area dove c'è Musso, svetta sempre senza problemi di salvo, adesso può ripartire in contropiede da Don Carlo, riprende palla Caronia, e occhio perché c'è Bainagguato, proprio Malik Ba riesce a passare, va ancora a lottare duro, Malik Ba mantiene botta, sempre Ba, insiste, va al rimorchio dove spunta Caronia, bloccato, e allora Lampo può pensare anche a sinistra, Lampo però si fa sottrarre il pallone, può ripartire Don Carlo, ancora largo a sinistra dove c'è Canitano, bloccato da Lo Bosco, giallo per il numero 2. Ha bloccato però più che per il fallo, per il tocco con il braccio che aveva fermato di fatto la corsa di Canitano. Adesso rimane a terra, spinto anche Musso che voleva chiedere spiegazioni su quello che era successo. Sarà calcio di punizione quindi per la Don Carlo Misilmeri. Si rialza Lautaro Canitano. Adesso stanno parlottando lì le parti del pallone. 0-0 e continua a resistere. Vediamo se questa azione del Misilmeri su calcio di punizione, questa palla inattiva, può svoltare il pomeriggio a favore dei biancorossi. Sono in questo momento Mustacciolo e Ruffino Ranieri sul pallone. Ba e Gammicchia in barriera, i due attaccanti praticamente del Castellammare. Può andare Mustacciolo al centro, pallone deviato da Vitale, c'è però pronto e preciso Di Paola. Ottima incornata da parte del numero 6 che aveva anche avuto l'ottimo guizzo, l'ottimo angolo di tiro. Caronia se ne va. Frisella, pallone che passa con Caronia che però non riesce ad arrivare su questo pallone. E adesso c'è un cambio con il Castellammare che schiera a partire dal 58esimo Antonino Colantoni. Esce Lampo che era già a monire, quindi si mette al sicuro mister Mione. Antoni che sicuramente non è un centrale, quindi vediamo anche come si va a sistemare il Castellammare dietro, perché si è coperto dalla munizione di Lampo, però ha tolto un centrale per mettere un giocatore più offensivo. Mantiene il pallone qua Tarantino. Poi, occhio perché c'è un giallo per un giocatore del Castellammare per proteste. Si lamenta, credo Caronia, che indietreggiato adesso con il centrale al posto appunto di Lampo.
aveva tolto Ampo perché era ammonito il tecnico del Castellammare Peppe Mione. Adesso colui che l'ha rimpiazzato lì dietro, Caronia, si è fatto ammonire a sua volta, e quindi 60esimo arriva un altro cartellino per la formazione di casa. Numero 32 Bartolomeo Caronia, capitano. La formazione bianco-azzurra. Qua ancora una volta Lo Bosco a farsi vedere con questo rilancio abbastanza lungo. Caronia, stoppa. Tarantino. Tarantino per Frisella. Passaggio impreciso, occhio perché può ripartire Don Carlo. Ha rischiato forte Lo Bosco perché è già ammonito. Va lontano adesso il Castellammare. Pallone un'altra volta ribattuto. Lotta con l'Antoni. Poi Mineo riesce a trovare Garriga. Si propone Canitano. Ancora lui per Mineo che è in aria. Mineo stoppa la sua corsa. Poi va dietro e c'è Sanz. Pallone che finisce vicino alla spiaggia Playa. Con l'ombrellone? Andrà a battere adesso Di Paola. Chiama l'attenzione sulla seconda palla mister Napoli. Da lontano Di Paola. La prende Frisella a cercare nuovamente con Antoni. Ancora Mineo. Prova a giocarla il numero 4, viene toccata in questa occasione il pallone da Frisella, e allora rimessa con le mani nuovamente per la Don Carlo Misilmeri. 62esimo, 0-0 ancora i due anticipi che aprono la 24esima giornata del campionato di eccellenza. L'altro, quello tra Montelepre e Parmobal, in questo momento è sull'1-0. Occhio qua a Malik Ba che prova sempre a farsi vedere. Di salvo. Il Bosco forse è sbilanciato da Canitano. Lotta Damo, c'è sempre Canitano. Ottiene la rimessa con le mani. Mustacciolo lascia ancora lui. Ancora Vitale a mettere questo destro al centro. Lo Bosco è più lui a fare il centrale rispetto a Caronia, quindi Musso indietreggia a destra, eppure più una difesa a 3. E qua occhio perché sono scontrati Caronia e Canitano. Buttalo fuori! Sono scontrati i due. Vediamo cosa decide il signor Lauriano. È sembrato un contatto fortuito tra i due giocatori. Si lamenta Caronia, deve stare attento perché è già ammonito. La palla è sempre per la Don Carlo Misilmeri, con Ruffino Ranieri che andrà a battere con le mani a breve. 64esimo, siamo quasi alla metà anche del secondo tempo. Deve battere proprio il numero 3. Abbiamo superato da qualche minuto l'ora di gioco. Ruffino va in aria, esce Adamo, poi nuovamente Sanz. Caronia continua il ping pong, la tiene Ruffino, poi Frisella allontana il numero 9 ma non riesce ad evitare la rimessa laterale, quindi rimessa con le mani per la Don Carlo Misilmeri. C'è il cambio perché ha battuto male qui Vitale, e allora nuovamente palla per il Castellammare. Si separano 3 punti le due squadre, Don Carlo 37, Castellammare 34.
ha più vittorie il Castellammare, ma quello che fa la differenza probabilmente è il numero dei pareggi, visto che la formazione di Mister Mione ha pareggiato in campionato solamente in una occasione. Poi per il resto o ha vinto o ha perso. 11 vittorie, 11 sconfitte e un solo pareggio. A Don Carlo invece sono ben 7 pareggi, a cospetto di 10 vittorie, solo 6 sconfitte. Certo, ci sono pareggi importanti come quello di 2 pareggi contro il Licata, ad esempio, però al tempo stesso bisogna fare i punti grossi se si vuole puntare alla zona più alta della classifica. I tamburini sentiti inoltre sono in questo momento rullati. Il presidente del Castellammare sta dando anche manforte ai suoi dalla tribuna. Allargala! Adamo, Tarantino, Caronia, Lo Bosco, Cesso a destra, a mettere giù Cusumano. Vitale, Sanz, Costantino. Adesso occhio a questo pallone ridato al capitano della Don Carlo che rilancia per Canitano. Buona guardia Adamo. C'è ancora palla per i biancorossi. Allontana con il sinistro. Qui Caramanno a cercare Canitano. Di pausa. Musso. E qua non precisa la difesa della Don Carlo. Va. Prova ad andarsene, ce la fa. Malik Ba ancora. Ba, colpito. Calcio di punizione. Esplode il Matranga alle giocate di Malik Ba. Non c'è il giallo per la Torre del Fallo. Un po' esagerato, possiamo dire. Lo richiedeva però il Matranga. Calcio di punizione, vediamo chi andrà alla battuta, anche perché è abbastanza interessante adesso la posizione. Probabilmente Frisella, dovrebbe anche essere così. C'è Di Salvo sul punto più estremo della sua porta a difendere lo specchio e soprattutto a piazzare la barriera. Frisella va lui con il sinistro. Il pallone esce in qualche modo, ancora Frisella a renderlo vivo, ma Don Carlo si difende a riccio e poi viene allontanato da Colantoni nuovamente il pallone. Di Salvo lo va su. Occhio perché c'è un giocatore a terra per la Don Carlo, tratta di Capitan Costantino. Vediamo se sono solamente crampi oppure un colpo subito o peggio ancora un infortunio di natura muscolare. Vediamo cosa succede. È rimasto ancora a terra, è ancora a terra Capitano Costantino. E allora siamo al 70° di gioco, 0-0 tra Castellammare e Don Carlo Misilmeri.
70 sul cronometro, 69:10 per essere precisi. Stiamo per entrare ormai nella parte conclusiva del match del Matranga, uno dei due incontri che aprono la 24esima giornata del campionato di eccellenza. Al termine di questa gara ne mancheranno solamente 6 per Castellammare e Doncarlo, in un campionato dove entrambe le squadre rischiano di galleggiare a metà classifica, una cosa che a Castellammare va bene, a Doncarlo magari c'era la velleità di fare nuovamente, di terminare nuovamente nelle zone più alte della classifica, però alla fin fine l'importante è non rischiare più di tanto. 70esimo, non è allontanato, non prende nessuno. Andrà a battere Di Paola. Guardaline centro area tecnica! Guardaline centro area tecnica! Sei ammonito! A seguito di televisione! I guardalini! Va lontano quindi Di Paola a cercare nuovamente Malik Ba, ma il pallone non arriva al bomber del Castellammare. Adesso ancora a lottare con Antoni, la mette giù Garriga, ma la cede al suo avversario più vicino Tarantino, che poi però non riesce a servire i suoi attaccanti. E allora nuovamente Doncarlo. Ormai stiamo per entrare nel rush finale di questa gara, davvero poche le emozioni che abbiamo vissuto oggi al Matranga. Appoggia Canitano, occhio a Garriga, si va a vedere, prova in sinistro, palo! Mani nei capelli per Nahuel Garriga, vicinissimo al gol del vantaggio. Palo pieno esterno del numero 11, che sicuramente in questo secondo tempo è stato l'uomo più pericoloso in campo, con 3 conclusioni quantomeno verso la porta del Castellammare, che ha rischiato di prendere un gol che sinceramente nessuna delle due squadre merita di subire, ma neanche merita di fare, quindi lo 0-0 per quello che si è visto sembrerebbe essere anche il punteggio più giusto, ma ancora mancano praticamente 20 minuti, contando anche il recupero che si andrà a configurare, quindi attendiamo prima di dare giudizi affrettati. Qua a Doncarlo vuole subito farci smentire con il pallone per Ruffino, che mette il cross al centro, esce la difesa del Castellammare, c'è ancora Mustacciolo che appoggia dietro, Sanz appoggia a sua volta al numero 8 che prova a girarsi e ce la fa, Mustacciolo ancora lui, entra in aria, Tarantino lo chiude con ottima foga, arriva ad aiutarlo anche Adamo, anzi erano Musso e Adamo che difendono questo pallone, questo possesso per gli azzurri. Vai Maricchi, questa è tua, dai! Credici! Può andare quindi Vai Maricchi, arriva un'altra la volta palla! Di Paola. Dai Vediamo. Maricchi, fammi l'angolo, Maricchi! Vai che è tua! Centrocampo la prende Pipitone, che poi prova a andare per Malik Ba, cerca di sfruttare quella che è la sua arma migliore, ovvero strappo nello stretto. Malik Ba, c'è un cambio, fuori Lo Bosco che è già ammonito, e quindi un cambio che ci sta al 74esimo, dentro Alessandro Cruciata. Un cambio abbastanza ortodosso per Mister Mione, dentro un terzino, fuori un terzino che era già ammonito. Cruciata anche qualche presenza da titolare nel corso di questo campionato. E adesso pallone che il Castellammare vuole rimettere in area con Tarantino, arriva lì di salvo non preciso, poi corre come un gatto per prendere questo pallone, viene poi colpito e
quindi c'è calcio di punizione, fallo ai danni del portiere del Missile Mary. 75esimo in corso. Il mare è più avanti, ah! Fallo qui ai danni di un giocatore del Castellammare, aveva rilanciato la Don Carlo. Siamo al 75esimo adesso della partita. Il palo poco fa di Garriga poteva cambiare tutto, poteva sparigliare le carte in tavola, però ancora rimane sullo 0-0 la gara del sabato del weekend numero 24 di eccellenza. 2 cambi per il Castellammare con gli ingressi di Colantoni e di Cruciata. Non ce ne sono stati ancora per la Don Carlo, ma adesso al rilancio di Paola. Poi occhio a Ba che prova ad essere innescato, entra in aria Ba a rendere dura la vita alla difesa del Missile Mary. Poi è bravo un'altra volta Karaman a fare buona guardia. Nuovamente al Castellammare, sempre con Tarantino che ha nelle sue mani un vero e proprio razzo, uno sparacannoni. Adesso Onagheria proprio al centro, occhio a Ba che stoppa in aria, Ba non riesce a girarsi, lo aiuta Colantoni, cross di nuovo per Adamo che colpisce di salvo e si chiude con un fallo l'azione del Castellammare. Non ha avuto lo spazio per andare al tiro Malik Ba, che ha controllato anche vicino all'area piccola. Adamo e Di Salvo ovviamente si sono fatti male l'uno con l'altro. Non c'è provvedimento disciplinare ovviamente per Adamo. Intervento veemente, ma era ovviamente con gli occhi verso il pallone a cercare di impattare proprio la sfera verso la porta difesa da Di Salvo. Pronto un altro cambio per mister Mione che si configurerà a breve per entrare il numero 19. Tempo. Siamo qua, Garriga colpito con fallo da Caronia che non esulta. E per entrare Giuseppe Cervillera nel Castellammare, una delle prime presenze per lui con la maglia azzurra. Ovviamente il presidente Barone qui in panchina per il fallo segnalato qui ai danni di Garriga con punizione per il Missile Mary. Anche lo spazio per il primo cambio per il Missile Mary. Per entrare Salvatore Di Fatta, mattatore la gara d'andata, con una doppietta importante che aveva cambiato le sorti del match. Il gol che ha aperto e il gol che ha chiuso le marcature 15 turni fa a Missile Mary. Esce Canitano che viene anche sommerso di fischi. E adesso altro cambio, come dicevo prima. Per entrare Cervillera. 79esimo quindi. Sul punto di battuta di questa punizione per il Missile Mary c'è Sanz che mette il destro al centro, deviazione e poi arriva sulla linea il salvataggio quasi da parte di Adamo. Occhio ancora al Missile Mary che può insistere con Ruffino che mette questo pallone al centro, scavalcata tutta
la maglia biancorossa. Poi occhio a Garriga e prova a farsi vedere, rimane giù la bandierina del secondo assistente del signor Lauria. Ha salvato non sulla linea, meglio in area piccola Adamo, un pallone vagante che poteva diventare pericolosissimo. Siamo all'80°, tocca a Mustacciolo. Che adesso arriva al centro, deve uscire Adamo, c'è Di Fatta che al primo vero pallone della partita stava quasi per fare 1-0. Salvo Di Fatta, 7 gol in campionato, il secondo miglior marcatore del Misilmeri assieme a Barbera, oggi assente. Alle spalle del solo Garriga, che oggi ha avuto delle occasioni per poter arrivare alla doppia cifra, raggiunta invece in campionato da Malik Ba, l'altro bomber di questa partita. Occhio proprio a Ba, che arriva a controllare su di lui, però c'è un'ottima chiusura da parte di Caramanno. Voleva il calcio d'angolo, Ba non lo ottiene. Deve battere meglio Di Salvo. Garriga e Ba hanno sicuramente caricato su di sé la squadra e anche i numeri dei due attacchi, rispettivamente il sesto e il quarto di questo campionato. Oggi però ancora secco entrambi. Garriga ha anticipato la Caronia, 82°. Sanz, destro che arriva al centro, parte di Vitale, che torna dove c'è Sanz. Mustacciolo preferisce aspettare l'arrivo del suo compagno lì, Caramanno, per il numero 8, poi va la capitan Costantino. Schiacciato il Castellammare, ci prova il Misilmeri, pallone che arriva al centro, esce con sicurezza Cruciata. Il Misilmeri continua ad essere pericoloso lì in zona, c'è Di Fatta che ha il piede caldo e Garriga che invece, andando vicino più volte al gol, quel palo ancora grida vendetta. Riprende Caronia che con calma la gestisce. Castellammare che non ha fretta, adesso va lontano a cercare Ba, che però sembra un po' disilluso adesso. Si lamenta Malik Ba perché vorrebbe un pallone proprio sulle gambe, non in profondità, perché è difficilissimo prendere in profondità appunto questa difesa ben schierata come quella di Mister Napoli. Poi commette fallo qui Ba, non c'è l'ammonizione, c'è però un giocatore a terra, si tratta di Caramanno. 83°, batte Sanz, può farlo, quindi Costantino per Vitale, c'è lì in zona Cervillera, il pallone arriva avanti dove può arrivare questo cross per Di Fatta, chiuso da Adamo, poi Sanz non va al tiro. Mustacciolo allora cambia gioco, esce il Castellammare, vediamo se sarà definitiva questa chiusura. Sì, almeno per il momento sì, con Ba che può correre, qua Di Salvo poi non si intende bene con Costantino e allora per non rischiare manda lontano. C'è rimessa con le mani per il Castellammare però, che all'84°, dopo qualche minuto di apnea, può adesso rifarsi vedere dalle parti di Salvo. 84°, mancano 6 minuti più qualche secondo alla fine dei tempi regolamentari, poi sarà il recupero. C'è Adamo in aria, Tarantino allora andrà con le mani ed è sempre un fattore. Tarantino col pallone che entra in aria,
rimane pericoloso, c'è Adamo che può avventarsi sul pallone che adesso proprio viene giocato dal 5. Adamo prova a mettere questo cross raso terra che viene però facilmente bloccato, e allora può andare Mustacciolo, ancora il numero 8 bloccato a sua volta, però ritorna sulla sfera e allora cambia gioco Mustacciolo, ma impreciso il rilancio per Cusumano. Una furia Mister Napoli. Ottantacinquesimo. Occhio a Malik Ba che arriva al controllo. Ba attende un avversario per scaricare il pallone, poi arriva il cross al centro con un contrasto in area di rigore che non viene segnalato. Prova poi il tiro Caronia, è entrato sul pallone qui Cosentino rischiando tantissimo. Ci saranno polemiche sicuramente per questo contrasto in aria per il signor Lauria. Cosentino è entrato sul pallone ma ha rischiato davvero tanto. La classica situazione borderline, quella che abbiamo appena visto, è ancora a terra il giocatore del Castellammare colpito da Cosentino. Ba era defilato e non era in aria perché stava aiutando proprio i suoi compagni sulla sinistra a mettere il cross che è arrivato, e su questo cross, su questo spiovente in aria, Cosentino ha fatto un grande intervento perché ha anticipato il suo avversario, ma rischiando tanto perché basta davvero un decimo di secondo di ritardo e lì concede un calcio di rigore all'87esimo. Ancora Don Carlo, qua Ba col piede alto. È fallo, non è gioco pericoloso, è proprio fallo commesso da Malik Ba. E allora calcio di punizione. 87esimo che sta per chiudersi. Andrà di salvo alla battuta di questo calcio di punizione. Manca sempre meno alla fine. Noi vi ricordiamo tutti i nostri appuntamenti al termine della gara tra Castellammare e Don Carlo Misilmeri alle 5. Al Tosa c'è Palermo Futsal Club contro Giudecca Futsal, campionato di Serie C1 di calcio a 5. Poi Caronia rovesciata, va lontano, fischi di paura del Matranga. Domani con l'Eccellenza avremo in diretta San Giorgio Piana contro San Vito Lo Capo alle 3 dal Licauli, che sarà aperto in forma gratuita a tutti i cittadini di Piana proprio per l'occasione, quindi sarà una bella gara da vivere tra due delle squadre più in forma anche nell'ultimo periodo. 88esimo, allontana Di Paola, può mettere giù, o almeno voleva mettere giù Garriga ma non riesce nella sua personale impresa. Secondo cambio per la Don Carlo Misilmeri dopo l'entrata di Fatta. Fuori credo Caramanno. Fuori Caramanno, dentro Angelo Di Cristina, ottimo prospetto con un passato anche recente in Serie D. Occupano che è passato, poi c'è un altro contrasto in aria, anche in questo caso non viene segnalato un fallo potenzialmente da rigore dal signor Lauria. Qua è sembrato uno scontro normalissimo al centro dell'area di rigore, però bisogna anche capire l'incrocio di gambe che può essere fatale. Adesso
Tarantino va di nuovo al centro dell'area, aspetta Adamo, poi la rimane lì, ancora Adamo fermato e poi ha provato a girarsi con Antoni senza successo. Siamo al 90esimo. Attendiamo la battuta di Salvo. Caronia colpisce il direttore di gara e quindi deve essere scodellato con il Castellammare, che adesso pensa addirittura a stare lì davanti, a volere chiudere in attacco. Siamo entrati nel tempo di recupero, saranno 4 i minuti disegnati dal signor Lauria. Allora occhio un'altra volta a Musso, pallone che è passato davanti a mister Mione, la gestisce Cruciata, c'è di fatta in pressing, Adamo va lontano, Costantino anticipa pure il suo compagno, poi Frisella ancora, le giocate, Frisella ha provato il sinistro, gli esce male, allora può stopparla Di Salvo senza particolari problemi. Lontano Di Salvo, occhio a Garriga che svetta su Tarantino, poi però il pallone non passa e nuovamente rilancio per Malik Ba, fermato da Costantino, non c'è fallo, gioca Don Carlo, Di Salvo ancora a rilanciare per Garriga e di fatta Garriga ha provato il mancino. 92esimo, sta per chiudersi la gara tra Castellammare e Don Carlo Misilmeri, due degli attacchi migliori del nostro campionato. Ancora non hanno trovato la via del gol e manca sempre meno alla fine, 2 minuti di recupero appena terminerà questo 92esimo per chiudere al 94. Ovviamente interruzioni permettendo. Frisella, le giocate del numero 9 con Frisella, viene poi colpito e quindi Castellammare che ha una chance con questo calcio di punizione. Caronia dice chiaramente a tutti: andate in aria che ci penso io. Frisella a battere questo calcio di punizione, va il numero 9 al centro, a rimorchio non c'è nessuno, Adamo poi non controlla il pallone che gli era tornato dopo l'anticipo di Pipitone. 93esimo è Di Salvo, quindi può aspettare quanto vuole in realtà, arriva a pressare Malik Ba e Di Salvo dice chiaramente aspettare qualche secondo, tutti quelli che ha a disposizione. E adesso nuovamente buono per Vita che va lontano, Adamo svetta nuovamente, la rende giocabile Mineo, c'è Cusumano che può puntare l'uomo, Cusumano ottiene la rimessa con le mani. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gara, Don Carlo ha un biglietto per un'occasione, andrà a battere nuovamente Cusumano che arriva al centro, c'è sempre Adamo, occhio al tiro dal limite, prova Ruffino sinistro che però si appoggia fuori. Siamo a palla di Paola perché vuole regalare ai suoi l'ultimo brivido di questa partita, vediamo se arriverà. Adesso può andare proprio Di Paola, sta per chiudersi il 94esimo e con qualche secondo d'anticipo in realtà finisce il match del Matranga, un match senza gol
con qualche emozione, ma soprattutto con un punto a testa che Castellammare e Don Carlo accettano di portarsi a casa. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui dal Matranga di Castellammare del Golfo. È tutto da Gabriele Rispetta e da Sportissimo.